Il Favara Academy si impone per 3-0 sul Real Monte e stacca il biglietto per la finale dei play-off del girone agrigentino del campionato di terza categoria. Quella di ieri per i ragazzi di mister Rosario Cinquemani è stata la 13ª vittoria consecutiva, un'escalation di successi che hanno portato il Favara Academy al terzo posto in classifica, posizione che ha permesso di disputare i play-off per il salto di categoria. Entusiasmo alle stelle a Favara e per i tifosi del calcio in particolare. La stagione agonistica che sta per concludersi, infatti, sta dando grandi soddisfazioni agli sportivi che sperano nel passaggio in Serie D della Pro Favara, impegnata nei play-off nazionali del campionato di eccellenza, e per il Favara Academy, che ha tutte le carte in regola per approdare in seconda categoria. Ritornando alla gara di ieri, si è vista una bella prestazione dei ragazzi di mister Rosario Cinquemani che hanno giocato con determinazione la semifinale play-off contro il Real Monte, chiudendo l'incontro con un sonoro 3-0. I favaresi hanno dominato per tutta la gara. Il primo tempo si è chiuso infatti sul 2-0 con reti di Fayet e Niesi. Nel secondo tempo arriva il terzo gol di Daffé, al culmine di moltissime occasioni sprecate che hanno evidenziato la netta supremazia dei favaresi. Adesso il pensiero è puntato alla finale che Favara Academy affronterà domenica prossima contro il River Platani, seconda forza del campionato.